Ci siamo al nostro appuntamento dopo TG, oggi parliamo dei problemi reali che vivono coloro i quali hanno un'azienda e devono barcamenarsi in una situazione totalmente nuova, con mille difficoltà. Arcangelo, riceviamo ogni giorno tanti messaggi, tanti mail dei nostri telespettatori, chi ha queste piccole attività commerciali che non ce la può fare andare avanti così. Non arrivano aiuti, non c'è tutto ciò che è stato promesso è rimasto sulla carta. Nulla si è tradotto in fatti. Sì, devo dirvi che la situazione complessivamente in Calabria è una situazione molto difficile. Naturalmente il governo ha scelto una strategia comunicativa che doveva servire ed è servita a tenere buona la gente, ha ovviamente fatto tutto il possibile, immaginato una serie di interventi, però attivando delle procedure che sono delle procedure farraginose, difficili, per cui a tutto il denaro annunciato è difficile arrivare. Questa è la sostanza delle cose. Dopo queste prime settimane di libertà la gente si rende conto che la situazione è drammatica, sì, si vede come dire, la popolazione passeggiare, aver trovato diciamo, una sorta di normalità, ma i negozi soffrono, le imprese individuali soffrono, i ristoratori in gran parte soffrono, cioè è una situazione davvero critica che si inserisce, si innesta in una regione che, come sapete, era già afflitta da gravissimi problemi legati alla disoccupazione, alla mancanza di lavoro e quindi una regione spogliata anche da questo fenomeno migratorio, soprattutto dei giovani cervelli verso non solo altre regioni d'Italia, ma addirittura verso molte nazioni estere. Quindi ci auguriamo che tutta questa farraginosità, insomma, sia superata, possa essere superata, che tutti questi soldi che il governo ha legittimamente messo in campo siano fruibili da parte di tutti, che sia semplice, no, attivare queste procedure strombazzate Sono in in televisione ma diretta. che non trovano concretezza. Quindi la massima solidarietà a tutte le persone che in questo momento si trovano in difficoltà e non sono solo gli imprenditori, perché qui sentiamo piangere sempre e solo gli imprenditori, ma ci sono tante categorie che si trovano in difficoltà. Abbiamo parlato nei giorni scorsi anche della scuola che si troverà in difficoltà da settembre. Speriamo che in questo mese e mezzo, che poi sarà un mese e mezzo anche attraversato dall'estate, le cose possano cambiare. Io vi devo dire, nutro qualche dubbio. E allora, intanto salutiamo i nostri ospiti. Carmine Calderaro, un giovane imprenditore che qualche tempo fa ha deciso di mettere in piedi come dire, un ristorante, pizzeria, scommettendo sulla crescita in termini di attrattiva turistica di Camigliatello Sirano. E così, Carmine, e adesso ti trovi un po', come dire, a dover fare i conti con più problemi insieme, vero? Salve direttore, innanzitutto buon pomeriggio a lei e a tutti i telespettatori di Teleuropa Network. Purtroppo sì, è così. Quest'anno è iniziata con questo virus e sono state prese delle misure non per fare delle polemiche politiche, però inadeguate. E adesso i problemi si iniziano a vedere proprio ora. Qui siamo praticamente, ci sono stati aiuti inesistenti. Non so se lei sa penso sicuramente lei sappia del bando di Invitalia per i dipendenti, diciamo, era un bando che si rivolgeva alla sicurezza sul lavoro per comprare delle mascherine, insomma tutto quello che serve per i dipendenti, e si è concluso in meno di un secondo. Cioè dopo tutto quello che ha detto il nostro 50 milioni di euro sono stati sì, messi, sono finiti praticamente in uno spazio brevissimo del tempo. sì, a Senta, parte Carmine, ne parliamo tra un attimo. Ti chiederei un po' di abbassare la telecamera, se no vediamo in maniera non, come dire, ecco, così va benissimo. Intanto saluto Giovanna Mirabelli. Giovanna Mirabelli si è incatenata tempo fa, ha richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica, è andata su tutte le reti nazionali, lanciando l'allarme: attenzione, noi qui stiamo morendo. Dopo quel
grido d'allarme, dopo quel momento di grande sconforto. Adesso come va? Allora, buon pomeriggio a tutti, saluto tutti lì in studio, i nostri cosentini e soprattutto la nostra Calabria. Allora, dobbiamo dire che qui su Corso Mazzini c'è una ripresa, è una ripresa che con il weekend arriviamo a un 70%, quindi si impenna perché il corso il weekend è pieno. Ma durante le giornate così arriviamo a un 30-40 rispetto al lo stesso periodo del 2019. C'è una ripresa perché noi come bar, gelateria e yogurteria stiamo cavalcando la stagione, quindi la gente si siede, prende un caffè, uno yogurt, un gelato, pochi spiccioli tra virgolette rispetto a tanti settori davvero sanguinanti sul corso come il settore dell'abbigliamento. Ma i tuoi colleghi si lamentano, i tuoi colleghi si lamentano con te, sì? Hanno ridotto di molto la loro attività imprenditoriale. Certo, noi siamo, con i colleghi ci confrontiamo e tutti i giorni abbiamo la stessa percentuale di incasso. La cosa che piove sul bagnato, nel senso che anche il sequestro della piazza Pilotti, che è l'ingresso verso la città, quindi parcheggio mancante, ha ridotto veramente non all'affluenza, ma proprio è stato un deterrente per accedere sul corso, anche se il corso il weekend è abbastanza movimentato. Giovanna, ti fermo un attimo, torniamo subito da te perché c'è Rosalba invece collegata con noi da Torano, anche lì piccoli imprenditori che sono in gravissime difficoltà. Rosalba. Sì, imprenditori, dicevi bene, in gravissime difficoltà. Oggi tra l'altro si vede ad occhio nudo che qui è tutto fermo, non c'è davvero nessuno, non c'è traffico, questa è una zona commerciale, eppure è desolatamente vuota e questo, ripeto, già ad occhio nudo è il segnale che la ripartenza non c'è stata. E con noi perché li sentiremo tutti, gli imprenditori, le loro richieste, i loro problemi, sono tanti, c'è da scoprire un mondo, loro vogliono essere ascoltati dalle istituzioni locali, dal nazionale, perché dicono le misure adottate non bastano, non sono misure che riescano a dare risposta alle loro esigenze. Cominciamo con Mariolino Fava, lui è un imprenditore e ha un'impresa familiare, commercia immobili. Le voglio chiedere questo, lei diceva la ripresa non c'è stata, eppure per esempio nel DL rilancio ci sono delle misure, le banche erogano davvero con facilità o comunque insomma ascoltano gli imprenditori, 25.000 euro sono accessibili o no? Guarda cara Rosalba, sono accessibilissimi, buonasera a tutti. Dico soltanto che giovedì scorso gli ho sfondato una scrivania e un computer a un direttore di banca che non faccio nome e cognome della banca, perché oggi ci hanno portato tutti, ci hanno ridotto proprio all'astrico. Io ho fatto tutta sanificazione, tutte le normative del Covid, l'ho fatta a spese mie, in banca non danno un cazzo, scusate il termine, non danno nulla. Se oggi sono arrabbiato con lo Stato, con la Regione, con i comuni, perché loro demandano, però di aiuti, caro Salva, scusi i termini, zero. La mia azienda, dopo 50 anni che mio padre ha lavorato, onestamente, è destinata a chiudere. Mi sono saltati 50 matrimoni e se saltano 50 matrimoni a me, il fiorello non lavora, la sala di ricevimenti non lavora, il fotografo non lavora nessuno. Poi il Covid è stata la causa, una delle concause, ma già la pressione fiscale era del 2007 che noi pian piano da soli con le nostre forze andavamo avanti e sottoscritto aiuti non ho avuto mai dalle banche, forse perché mio padre 50 anni fa, magari sventuratamente, perché era un figlio di un contadino, magari non aveva i santi in paradisi banca, magari non riuscita a pagare qualche assegno, magari protestandogli l'assegno era visto come un cattivo pagatore, ma non soltanto lui, ma anche noi figli. Oggi per avere un prestito in banca non te lo danno e quindi grazie a Dio fino a ieri io ho lavorato con le mie forze. Oggi purtroppo devo dire farò da questa emittente, lancerò un messaggio, questo è diretto al procuratore Gratteri che io ho scritto e ancora aspetto la risposta,
Delinquenti non si ci nasce, caro Gratteri, pure a te questo, si ci diventa, perché se oggi non posso comprare il pane ai miei figli, delinquo pure io e non ho vergogna a dirlo, perché mi hanno portato allo sbando. Dopo che ho fatto bordello in banca, caro Rosalba, sono stato chiamato in banca e ho iniziato a abbassare le orecchie, perché oggi ti devi far sentire. Oggi se qui non vedi tante persone, perché hanno paura di metterci la faccia, io ce la metto la faccia, perché mi faccio il mazzo così dalla mattina alla sera per portare onestamente il pane a casa, e oggi come lo Stato mi ha chiuso l'attività, me la deve far riaprire lo Stato. Se no sono cazzi suoi, avranno un altro criminale da seguire. Questo voglio ribadire. Per quanto riguarda la sanificazione, no, tutte le spese Rosalba? che ha dovuto sospendere l'azienda, Chiedere sì, al direttore, signore- volevo Arcangelo. solo far, come dire, Rosalba, un attimo solo. Volevo chiedere al signore intanto di utilizzare una terminologia adeguata ad una rete televisiva, perché sono le 3 del pomeriggio e ci sono ragazzi minori, quindi la prego di contenere i termini. In secondo luogo, non ho capito cosa c'entri il procuratore Gratteri. Il procuratore Gratteri fa il magistrato, non ha la bacchetta magica, non si occupa di economia, di sociologia, di politica, è un magistrato e quindi con le vicende del Covid non c'entra nulla. Semmai ha segnalato quale fosse il reale pericolo, cioè che la mancanza di fondi, eccetera, può determinare, come dire, l'esercizio del prestito in maniera privata, per capirci, dalla stura all'azione degli usurai. Quanto alla mancanza di liquidità, alla mancanza di collaborazione, su questo condivido tutta la, come dire, davvero la disperazione di questo imprenditore, e non è solo la sua disperazione, è una disperazione, diciamo, generale che stiamo riscontrando dalle decine di mail che arrivano alla Gazzetta del Sud, dalle decine di segnalazioni che arrivano a Teleeuropa Network. C'è una situazione drammatica, si sono dette tante cose, se ne sono fatte pochissime. Accedere ai fondi, alla possibilità di ottenere finanziamenti di vario genere è diventato quasi impossibile, non si capiscono appunto queste dinamiche che sono state in qualche maniera attivate, cioè la burocrazia, la farraginosità degli strumenti che sono stati posti a disposizione degli utenti, dei cittadini, degli imprenditori per ottenere denaro pubblico. Mi rendo conto che nella disperazione si può pensare, no, estremizzando i concetti, a vocazioni diverse da quelle che sottendono all'esistenza di una società civile. Io mi dissocio dal pensare che uno possa diventare un criminale. Semmai chiedo alla gente appunto di indignarsi civilmente e doverosamente, di battere i pugni nel senso più elegante possibile, di richiedere alle forze politiche e istituzionali di fare in modo che questo denaro che il governo ha annunciato per tenere buona la gente diventi un denaro fruibile, perché questo non sta accadendo e non ho dubbi. Giro, se mi consenti Attilio, la palla alla come dire, coraggiosa signora Mirabelli, che ha inscenato una protesta civile e che ci stava raccontando quello che succede, cioè lì c'è anche un problema legato ad un'azione giudiziaria, perché evidentemente secondo i magistrati quella piazza non è stata fatta come doveva essere fatta. Certo è che la situazione che riguarda il suo bar, la sua yogurteria, la sua gelateria è una situazione molto più diffusa. Qual è il quadro, ecco, che ha la signora Mirabelli rispetto anche a tutti gli altri? Cioè, qual è la situazione degli altri colleghi che come lei operano in quel settore? Allora, io ho la fortuna di avere tavolini che non sono sulla piazza, da qui lancio la solidarietà ai miei colleghi che hanno dovuto rinunciare a diciamo, mettere i tavolini dove erano prima, proprio per il sequestro. E quindi da qui un lancio di solidarietà. Ho i tavolini dove c'è uno spazio abbastanza ampio, noi ce la stiamo mettendo tutta, però non basta, perché condivido il pensiero per quanto riguarda gli aiuti mancati, le promesse fatte, ma noi tutti i giorni aprendo la Saracinesca speriamo in un aiuto o dalle istituzioni più concreto, perché ancora la crisi deve arrivare. Noi stiamo cavalcando la stagione, ma poi a settembre dovremo fare i conti, davvero i conti. Noi stiamo rincorrendo un treno che è partito, lo stiamo rincorrendo con tutta la forza, ma se non ci sono aiuti concreti
la forza quando sia anche dopata, tra virgolette, noi non possiamo veramente ricucire uno strappo di mesi e date importanti commerciali, ma noi ci siamo. La ripresa sul corso c'è, poi è chiaro che a macchia di leopardo il corso è vivibile anche, prolifera di tanti negozi e tante attività interessanti che attirano, sono poli attrattivi, la gente anche se è un po' a spendere è un po' restia perché non sono arrivate le casse integrazioni, qualcosina sta arrivando in questi giorni, quindi la paura della crisi anche determina il mancato incasso di alcuni miei colleghi. Per quanto mi riguarda, l'ho detto, nei weekend noi arriviamo a un ottimo 70% rispetto al periodo 2019. Giovanna, ti fermo un attimo perché voglio sentire Carmine Calderaro. Carmine, come vissuta questa fase di fermo totale, voglio capire adesso se ci sono, se c'è il sentore che qualcosa potrebbe in qualche modo cambiare da qui a poco. Sì, allora, io prima volevo fare una riflessione sulla domanda che è stata fatta dall'altro signore riguardo le banche, perché non ho sentito bene, c'era un problema di audio. Io quello che posso dire io è che anche il fatto dei 25.000 euro del prestito, diciamo, nella realtà è che ora sto dicendo una cosa che non è scritta da nessuna parte, però funziona così. Praticamente uno che ha un fido in banca o un altro prestito ti fanno questo prestito, però ti dicono di coprire prima il fido, quindi automaticamente non è un aiuto a noi popolo, ma è un aiuto alle banche, perché così la banca ha la garanzia su quel fido dello Stato e non noi. Comunque, chiudendo questa parentesi e parlando dell'attualità della ripresa, noi ce la stiamo mettendo tutta, abbiamo fatto degli adeguamenti, i plexiglass vari, i tavoli distanziati e quant'altro, abbiamo fatto tutte queste cose senza nessun aiuto, però ancora una volta, cioè quello che dico io, non vogliamo un aiuto dello Stato, però non vogliamo essere presi né in giro e né vogliamo che ci mettano i bastoni tra le ruote, perché a Camigliatello Silano, penso di parlare a nome di un'intera categoria e di tutti i commercianti di Camigliatello, non solo abbiamo avuto il virus, ora stiamo cercando di ripartire con tante difficoltà e sulla superstrada abbiamo 5 semafori. Non so se qualcuno di voi vi ha visti in questi giorni, ha avuto l'opportunità di salire a Camigliatello. Abbiamo 5 semafori, quindi la situazione è che qualche cliente, anche dei clienti fissi, chiamano, però poi arriva il sabato, la domenica, ti richiamano e ti dicono stiamo ritornando indietro perché c'è il semaforo. Beh, quindi a difficoltà si aggiungono altre difficoltà. Altre difficoltà, un grande problema. Ma avete chiesto quando verrà ripristinata la viabilità, quando ci sarà la possibilità di rendere scorrevole la circolazione? Sì, abbiamo chiesto, ma è un terno all'otto, perché anche dopo che si potranno risolvere questi problemi dei semafori, si parla che si dovrà chiudere anche il ponte di Celico, il famoso viadotto Cannavino. Quindi su questo fronte secondo me è lunga la situazione. Rosalba? Cicirelli. Rosalba, mi senti? Allora, direttore, intanto sì, noi ti sentiamo perfettamente. Mi raccomando. Pronto? I termini, Rosalba. Allora, io volevo però precisare alcune cose perché è giusto farlo, no? Il signor Fava diceva che sostanzialmente loro hanno scritto al procuratore Gratteri inviando il loro un appello, una lettera, una richiesta d'aiuto proprio in virtù di quello che il procuratore ha detto, perché la loro paura qual è? Quella che se le banche
chiaramente non erogano i prestiti, il rischio è l'usura. Questo è il rischio, la paura di tutti qui, quindi è esattamente in linea con quanto detto dal dottore Gratteri, ecco perché c'era il riferimento. E poi un'altra cosa che mi piace sottolineare, perché qui c'è gente che da tempo non lavora, che si sta battendo per il futuro della propria famiglia, e quindi è chiaro che a volte si è sopra le righe, ma vi assicuro che qui c'è molta tranquillità e c'è soprattutto rispetto delle persone, delle cose, di chi sta al di là della telecamera. Voglio dire anche che quello che diceva prima il signor Fava, cioè ho paura di delinquere, è anche una provocazione, perché a volte le provocazioni arrivano, no? Non chiaramente una provocazione che non corrisponde alla realtà, è giusto farle le precisazioni perché poi il messaggio deve arrivare in modo corretto e ripeto, noi siamo a Torano, qui ci sono imprenditori che lavorano e soprattutto c'è tanta civiltà nel linguaggio e nei modi, quindi tranquillizziamo tutti. Detto questo, signor Fava, quali sono le proposte di tanti imprenditori che si vedono qui e che, mi scusi, sono così rispettosi delle regole che hanno tutti la mascherina, per esempio sono tutti a distanza, dalle piccole alle grandi regole, perché il messaggio che deve passare è un messaggio soprattutto di legalità, anche se di difficoltà. Prego. Oltre che di legalità, caro direttore, mi scuso se c'è stata una cattiva interpretazione, non è così che io voglio dimostrare di lavorare innanzitutto onestamente, non voglio fatta dallo Stato nessuna regalia, precisiamo, ma un aiuto concreto e sburocratizzare, perché se andiamo dietro a tutta questa burocrazia che c'è, le aziende purtroppo muoiono, direttore, e quindi voglio fare portavoce degli imprenditori che io ci metto la faccia, ma lo voglio fare pure per gli altri, perché magari ha vergogna a farlo, io lo faccio e me ne assumo la responsabilità di aiutarci veramente e naturalmente quando vanno ad erogare i soldi di vedere a chi li danno, perché naturalmente con causa di Covid-19 ci può essere pure il truffatore di turno che possa truffare la banca. Guardassero le aziende storiche degli anni che producono e lavorano onestamente senza aver avuto mai un centesimo da una banca e dallo Stato, e oggi che per una chiamata rivolta allo Stato, io ancora non vergogno a dirlo, i 600 euro famosi della partita IVA a noi non sono arrivati. Per questo ha dovuto anticipare tutti i costi per adeguare il suo locale, certo, poi glielo farò notare con il mio locale. No? Certo, tutti fatti di tasca, ma i fondi adesso, caro direttore, stanno finendo perché i matrimoni purtroppo sono saltati all'anno prossimo. Devo far fede agli impegni perché ho preso impegni con l'azienda che la persona non si sposa, non gliene frega nulla, addirittura in chiusura attività per 2 mesi c'è stata un'azienda che ha fatto una cosa gravissima, che lo farò presente alla Guardia di Finanza, non vergogno a dirlo. Si sono attivate un'assicurazione su credito per merci che io non ho ricevuto, perché questi con la fattura elettronica che sono fatti il 28 marzo Torano era zona rossa, Torano ha riaperto a maggio, come tutte le altre, il 3 giugno noi siamo stati sbloccati, questi si sono attivati in assicurazione. L'azienda che noi ci lavoriamo da 43 anni, sempre pagata profumatamente. Sì, allora che cosa vi aspettate? Aiuti concreti, non basta chiacchiere perché non stente troppo, in 3 mesi le orecchie non mi fischiano, decreti, decretini, autocertificazione, oggi ci vuole la quenta, devono aiutare, perché noi abbiamo già contribuito fin troppo e oltretutto pensassero i politici nostri locali, no? Di abbassare un pochino gli stipendi, altro che pensano a farsi i vitalizi in una nottata, e poi che fanno il secondo giorno, visto l'errore che hanno fatto, cerco di abrogare la legge, pure i politici nostri che qui hanno fatto il surplus il 26 di gennaio che era un candidato alle regionali, oggi non se ne vede nessuno dei politici, dico pure agli amici di qua che l'avete votati, no? Ma dove sono gli amici vostri? Scusate, avete dato i voti per sistemarsi gli amici che ci avevano dietro? Io ci ho messo la faccia, i voti che ho preso, tutti i voti di stima, e sono qui per tutelare tutti gli imprenditori, nonostante non siano stati eletti. Bene, Rosalba. Allora diamo anche la parola agli altri. Direttore, bene, Rosalba, continuiamo da qui? Sì. Sì, tra un attimo ti ridò la linea con altra testimonianza. Arcangelo. Sì, volevo chiedere al signor Calderaro, Camigliatello, eccetera, ma la competenza di questi lavori, cioè la collocazione di questi semafori, perché bisogna, come dire, in questo caso davvero indignarsi, perché mi sembra la storia dell'autostrada, cioè nel senso che è stata inaugurata questa autostrada e poi se voi la percorrete è piena ancora di lavori, è un continuum di lavori. Questi lavori sulla superstrada che conduce in Sila sono lavori eterni, cioè come mai ancora ci sono questi semafori? Perché non è possibile raggiungere
compiutamente, con calma, Camigliatello. Ancora, quando finiscono quei lavori, poi cominciano quelli del Ponte di Celico. Cioè, su questo io chiedo anche, la prego di appunto farmi sapere, i sindaci della zona, perché non chiamano, non so cos'è, l'ANAS responsabile. Beh, si chiamasse la direzione generale dell'ANAS, ci spiega questo fatto, perché qui pure io ho notato sì tutti questi lavori che si aggiungono, no, ai problemi che già esistono. Che sta succedendo? Perché ci sono questi lavori? Come ha detto lei, sembra la Salerno-Reggio Calabria di un tempo, non si finisce mai. Poi vedere le varie responsabilità, non si sa perché c'è chi dice l'ANAS, c'è chi dice la provincia, c'è chi dice i sindaci, c'è chi dice la regione. Quindi noi purtroppo, noi comuni cittadini, non sappiamo nulla. Carmine, tu hai scommesso rimanendo in Calabria, vero? Hai Sì. detto, vabbè, io ho investito tanto, era un'attività di famiglia, abbiamo fatto tanti sacrifici, poi io ho investito tanto, però adesso siamo in un momento davvero che non funziona nulla, cioè io adesso non riesco a trovare neanche un dipendente, perché mi dicono o che hanno paura del virus o che prendono il reddito di cittadinanza, cioè non sono, sembrano parole populiste, parole fatte, però è davvero così, cioè la realtà è questa. Io non riesco a trovare un dipendente perché mi dicono che prendono il reddito. Allora io ora volevo approfittare di questa trasmissione per fare un appello. Visto che siamo in questo momento, tra virgolette, tragico, si può fare una proposta, nel senso, visto che parecchi negozianti, commercianti, imprenditori sono a corto di dipendenti, il governo può fare una proposta a tutti quelli che percepiscono il reddito di cittadinanza, visto che già prima si parlava che al reddito doveva seguire un lavoro. Allora adesso si possono mandare queste persone che percepiscono il reddito di cittadinanza a lavorare nelle varie attività, nelle varie strutture? questa è la proposta che fai tu. Questa, sì. Giovanna, noti anche tu questa difficoltà? Assolutamente sì, vedo che purtroppo il governo non aiuta l'occupazione, non aiuta le imprese, col reddito di cittadinanza e col reddito di emergenza noi non riusciamo a trovare, pronto? Sì, ti Allora, sentiamo. non riusciamo a trovare dipendenti con contratto assolutamente, anzi, quando sentono il contratto scappano via. Quindi c'è questa crisi, dico, ma dovrebbe essere una garanzia. Assumere col contratto oggi invece è quasi una minaccia, perché purtroppo in tanti prendono questo reddito di cittadinanza, è associato anche a quello di emergenza, assolutamente non c'è voglia di lavorare, lo noto soprattutto, purtroppo, secondo la mia esperienza, soprattutto tra i ragazzi, tanti assunti e dopo una settimana, neanche con un messaggino, mi dicono che non vengono a lavorare. Queste sono cose che stiamo subendo, già la terza assunzione, perché c'è l'estate, forse c'è comodità. Cioè tu hai fatto 3 proposte di assunzione, tutte e 3 fallite? Sì, sono proprio registrate, addirittura dopo una settimana mi arrivò il certificato, poi va bene, sì, l'esperienza mi fa capire tante cose. Purtroppo tra i ragazzi dai 20 anni in su non c'è voglia di lavorare. Non è vero che non c'è lavoro, oggi lo posso dire, almeno per quanto riguarda il mio settore, tutti i miei colleghi hanno difficoltà a reperire. Ma dipende anche dalla retribuzione, mica uno viene lì a lavorare dalla mattina alla sera per pochi spiccioli, no? Assolutamente no, ci sono dei turni, quindi c'è la comodità di questo reddito di cittadinanza che purtroppo con l'estate anche che galoppa, quindi non c'è la voglia di lavorare, devo dire che manca la voglia di lavorare tra i ragazzi. Io diciamo che ho circoscritto un'età, non di tutti. Poi c'è chi fa tanti sacrifici, è chiaro che non ne faccio di un'erba tutto un fascio, però tra i colleghi noi parliamo molto del mio settore e c'è proprio questa mancanza di aiuto
di aiuto che in qualche modo va anche a sollevare un po' quello che può essere la pressione mentale, oltre che di braccia oggi con il protocollo di sicurezza, quindi più che il lavoro di braccia è anche un lavoro mentale, quindi di sicurezza, i presidi, l'attenzione, gli assembramenti, quindi ci si affatica molto, giustamente. Ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta. Rosalba, vediamo, raccontaci qualche altra storia, Rosalba. Rosalba, mi senti? Sta discutendo, evidentemente non riesce ad ascoltarmi. Vediamo se la recuperiamo. Intanto, Arcangelo, abbiamo sentito questo appello dei due imprenditori, non si trova forse lavoro? Ma questo è singolare, no? Perché si è sentito dire per decenni che non c'era lavoro. Ora il lavoro c'è nonostante la congiuntura molto difficile, ma proprio perché è necessario riavviare le aziende piccole e grandi, gli imprenditori offrono occasioni di lavoro. C'è dall'altra parte, come Ma dire, l'appello di Carmine Calderaro è singolare, Arcangelo. sì, che comunque fa il paio con quello che diceva la signora Mirabelli, cioè mi pare che sia una situazione molto diffusa. C'è l'altro piatto della bilancia, il reddito di cittadinanza, uno dice, vabbè, io percepisco questo, se mi registrano, cioè mi fanno un contratto regolare, perché anche questo ha detto la signora Mirabelli, così come confermava il signor Calderaro, se mi registrano poi perdo quel lavoro. Ecco la sua proposta, quella di Calderaro, utilizziamo questi qui, facciamo in modo che siano contrattualizzabili e che possano lavorare. Mi sembra paradossale e strano, tuttavia in questa terra già piena di paradossi e ora in questa crisi così, diciamo, questa pandemia economica, questa sembra una contraddizione, però si tratta di un dato reale. Anche qui dovremmo rimettere in discussione questo reddito di cittadinanza, cioè valutarlo in maniera diversa, non fare un discorso superficiale, no? Secondo l'assioma che a ciascuno deve essere dato, a chi non ha possibilità economiche, il reddito. Evidentemente neppure questo è vero, evidentemente c'era anche un grande nero prima, un lavoro in nero che non veniva considerato. Oggi non c'è, o forse c'è il reddito di cittadinanza che sembra favorire, perdonatemi, io non ero contro il reddito di cittadinanza, però dai discorsi che sono emersi sembrerebbe quasi incoraggiare il reddito di cittadinanza e le forme di lavoro nero, perché se tu gli proponi un contratto e quello non lo vuole perché è reddito, naturalmente è disposto magari a lavorare in aziende non serie come quella della signora Mirabelli, del signor Calderaro, magari in nero. Capite che è una cosa davvero schizofrenica questa, che non porterà a nulla di buono, secondo me. Rosalba, abbiamo ripristinato, adesso ci senti? Prima ti abbiamo visto discutere Sì, animatamente, Rosalba. No, direttore, che nel frattempo poi noi ci conosciamo, no? Quindi ci raccontano tante storie e sono storie davvero che fanno tanto pensare, perché qui ci sono persone, uomini con famiglia che da mesi hanno le attività chiuse, non hanno altre fonti di reddito, di conseguenza puoi immaginare che la preoccupazione è tanta e si pensano, si cercano soluzioni. Vorrei che proprio, come dire, farvi vedere lo sguardo che hanno, perché gli occhi a volte raccontano più delle parole ciò che si vive e ripeto, c'è davvero tanto. Anche non c'è fiducia nel futuro. Ti faccio raccontare anche la storia di Roberto Corsi, e lui è qui con noi. Lui ha un'attività, si occupa di abiti da spose, puoi immaginare tutto il settore fermo, i matrimoni rinviati nella migliore delle ipotesi al 2021. Quindi io a lui, e lui vive di questo, la sua famiglia vive di questo, chiedo in questo anno come farà? Buonasera direttore, grazie. Come farò? Farò si ci pensa la notte. Si ci pensa la notte ed è difficile, perché si vive il giorno così.
sembra tutto così surreale quello che è accaduto. Io quello che posso dire è che le 600 euro arrivate sono senza dubbio da accettare, da gradire, sono stati graditi, ma sono pochi. C'è una mortificazione perché sono anche indignato, perché trovarsi di fronte ad alcune azioni che vengono commesse in un momento di così tanta sofferenza, caro direttore, di un'intera Italia, ma soprattutto la nostra Calabria che da sempre paga il prezzo più alto per disoccupazione. L'ultima manovra, non voglio strumentalizzare né utilizzare niente, è stata veramente indegna da parte di lupi travestiti da agnello dopo quello che è accaduto alla Regione Calabria, pensare ai propri interessi, dimenticando il volano di un'intera economia che sono i piccoli imprenditori come me. Ripeto, quali sono le vostre proposte? Ma le nostre proposte, innanzitutto esistono degli articoli della Costituzione, caro direttore, che sono chiari, oggi più che mai. Il 54 che riguarda lo stato di necessità, e se non siamo oggi in uno stato di necessità, ditemi voi, dopo che è scattata un'emergenza mondiale, quindi tutte le attività vivono uno stato di necessità. Esiste l'articolo 53 che recita chiaro: tutti siamo tenuti a contribuire alla spesa pubblica in base alla nostra capacità contributiva e produttiva. Il sistema tributario è basato a criteri di progressività, non si parla di tasse, quindi un governo che ha veramente rispetto di chi da anni ha fatto grande attraverso le nostre generazioni l'Italia, portandola veramente al massimo livello economico negli anni 70-80, poi qualcosa è accaduto, è degenerato veramente fino ad oggi, perché la pressione fiscale prima e la pandemia adesso ha annientato proprio le nostre aziende. Noi siamo alla sopravvivenza, attenzione direttore, non delle nostre aziende, perché le nostre aziende a queste condizioni non hanno già più scampo. Noi siamo alla sopravvivenza personale. Io non mi reputo una categoria, io non sono qui a rappresentare i 200 iscritti che abbiamo modulato come associazione commercianti su Montalto e che siamo pronti a scendere sul piede di guerra. È solo grazie alla partecipazione del sindaco di Montalto, che ci sta in questo momento affiancando e che ringrazio, anche se ha avuto un piccolo incidente, e gli faccio i migliori auguri per una pronta guarigione. Cosa stiamo modulando? Stiamo modulando una forza affinché venga dato rispetto ai nostri sudori, ai nostri sacrifici che in questo periodo non trovano risposta nelle istituzioni, sorde, assenti. Ecco direttore, ma un padre di famiglia cosa deve fare? Noi non siamo più dell'azienda, noi siamo dei padri di famiglia. Mario è un padre di famiglia, abbiamo Santo è un padre di famiglia, Cicirella è un padre di famiglia. Come dobbiamo far vivere i nostri figli? Questa è la domanda. Lo facciamo rispondere, direttore. Beh, magari potessi aiutarvi, aiuterei tutti. Certo, bisogna elaborare magari una proposta tutti insieme per vedere poi di incrociare, come dire, la benevolenza, in questo caso necessaria, delle istituzioni per venirvi incontro. Lei dice: io non sono più un imprenditore, lascio da parte la mia azienda in questo momento che non va, non produce reddito, e quindi però devo pensare a me stesso, devo pensare alla mia famiglia, devo andare avanti. Come fare? E questo è il percorso che bisogna compiere. Non è semplice, non è così automatico, è un momento durissimo. Del resto viviamo una situazione eccezionale, nessuno mai avrebbe immaginato che avremmo vissuto un momento così terribile. Però dobbiamo tutti rimboccarci le maniche, dobbiamo fare quadrato, nessuno da solo ce la può fare, solo se stiamo tutti insieme possiamo raggiungere un obiettivo. L'obiettivo in questo momento qual è? Trovare un appiglio, un qualcosa per oltrepassare questo guado di difficoltà che ci separa dal tornare alla normalità. Arcangelo, solo così si può fare, solo tutti insieme, solo remando nella stessa direzione, imprenditori, cittadini, istituzioni. Ecco, questa è al momento l'unica possibilità che abbiamo da mettere in campo per superare il momento eccezionale, lo ripeto, straordinario.
Sì, però credo pure che insomma, quando si annunciano delle cose poi vadano comunque garantite. Cioè io abbiamo assistito noi cittadini, oltre agli osservatori e giornalisti, in queste settimane, insomma, ad un profluvio di dichiarazioni, di promesse, di decreti, di possibilità, di opzioni. Io credo che di tutto questo al momento sia rimasto poco o nulla, o meglio, non c'è stato nulla di concreto rispetto a quello che è stato detto. Allora, e questa invece è la fase, l'occasione soprattutto, la terribile occasione, come dice l'ottimo professore dell'Unica del Cersosi, una terribile occasione per dimostrare, no, da parte dello Stato che esiste davvero uno Stato, che c'è davvero un'unità nazionale, che c'è un'autorità che è sopra le nostre teste, che non solo impone le tasse, ma che quando i cittadini sono in difficoltà li aiuta. Non è così. Ho apprezzato molto invece le azioni condotte da alcuni sindaci che mettono a rischio i loro enti pubblici territoriali. Come? Eliminando le tasse, spostando i termini per il pagamento dei tributi comunali, cioè delle azioni molto coraggiose, perché attenzione, la crisi che stanno vivendo gli imprenditori e quindi anche i lavoratori, i singoli cittadini, i professionisti, i lavoratori autonomi, eccetera, è una crisi che stanno vivendo pure i comuni, cioè i comuni non incassano soldi, lo Stato non dà soldi ai comuni, come vivono gli enti pubblici territoriali? Ma cosa vogliamo? Una regione per quello che riguarda la Calabria, ma il discorso potrebbe allargarsi a tutto il Mezzogiorno, in cui tutti i comuni vanno in dissesto. Attenzione perché si sta correndo anche questo rischio. Io ho sentito sindaci di centri importanti che mi hanno detto abbiamo problemi forse a luglio a pagare gli stipendi ai dipendenti, cioè ci avviamo verso una stagione che o lo Stato mantiene le promesse che ha fatto in senso concreto, trasferendo capitali agli enti pubblici territoriali, quindi ai comuni, garantendo ai singoli, agli imprenditori, ai lavoratori autonomi la possibilità di ottenere dei finanziamenti, pressando pure sulle banche perché siano meno banche, perché siano delle banche più umane, che non approfittino della povertà in cui ci siamo cacciati, altrimenti la situazione è di una crisi totale. Guardiamo che succederà tra 8 mesi, siamo a giugno, vedremo quello che succederà entro febbraio in questo lembo d'Italia. Non Quindi riesco, non riesco a mi appeso alla pensare. responsabilità, Tito, davvero, la responsabilità delle istituzioni, la responsabilità. Dobbiamo aspettare che ci arrivino questi soldini dall'Europa, altrimenti non si va da nessuna parte, però bisogna fare in fretta. Adesso gli Stati Generali una settimana parleranno col governo, speriamo che trovino un punto di incontro, ma soprattutto che venga fuori un progetto che coinvolga tutti, che non lasci fuori nessuno dei cittadini, perché altrimenti davvero la vedo durissima. Tu parli di febbraio, io già penso settembre quello che sarà davvero terribile. Voglio chiedere a Carmine Calderaro, ma in questi giorni ti sei pentito di essere rimasto qui in Calabria, di investire, metterci dentro i tuoi sacrifici, i tuoi risparmi, la tua voglia di contribuire affinché questa terra cresca? Allora, se devo fare un ragionamento dal punto di vista economico, imprenditoriale, finanziario, sì. Però poi se devo seguire il cuore, no, perché io amo la mia terra, amo la Calabria, amo per la Siva, poi ho un amore particolare che mi ha trasmesso mio padre. Cioè, io e come molti altri vogliamo restare qui, però dobbiamo essere messi anche in condizioni di farlo. Ripeto, io non voglio regalato niente da nessuno, però poter lavorare in serenità. Noi prima del virus abbiamo acquistato una cassa di 4.000 euro perché abbiamo iniziato con la fattura elettronica, lo scontrino elettronico, cioè siamo tartassati dalla mattina alla sera. Poi ritornando al fatto del lavoro nero di cui parlava prima il signor Arcangelo, le cose ci sono e sono semplici. Il problema è che poi si fanno male, si annullano, non si fanno. Ad esempio, i famosi voucher per il mondo turistico, la ristorazione erano fondamentali, perché è vero che li hanno tolti perché sennò si penalizzava il lavoro a tempo indeterminato, però un ristorante, un'attività che lavora nel turismo al mare, in montagna, che lavora a periodi, l'estate, la domenica e il sabato, erano fondamentali, perché se io oggi sono a Camigliatello, non c'è un'anima,
Se a me fra 2 minuti mi suona il telefono e mi chiama una persona qualsiasi che deve fare un compleanno, un pullman dalla Sicilia, domani siamo 50 persone, io andavo a prendere il voucher, prendevo le persone che mi servivano ed era tutto a posto. Ora li hanno tolti, cioè non sappiamo più cosa fare, anche perché noi vogliamo metterci a posto, cioè noi vogliamo, penso che tutte le aziende serie vogliono fare le cose come si devono fare per stare tranquilli e per lavorare tranquilli. Il problema è che è impossibile, non sai dove mettere le mani. Da quant'è che non vedi un turista? Un turista, diciamo, o il giorno stesso o il giorno prima che hanno fatto il lockdown, 8 marzo, 7 marzo. Da allora? Sì. Poi sei rimasto chiuso, sì, hai chiuso l'attività. Poi mi ricordo che eravamo qui, poi abbiamo sentito il telegiornale, erano successi quei fatti che da Milano erano ritornati qui, insomma hanno chiuso tutto e poi il giorno dopo non abbiamo più riaperto. Abbiamo aperto il sabato prima del 2 giugno. E l'esordio com'è stato? Il sabato e domenica quasi pochissimo perché era anche cattivo tempo, però martedì 2 giugno abbiamo avuto una buona risposta, non come prima, però stando 2 mesi chiusi è stata una buona iniezione di fiducia. Poi noi abbiamo creato uno sportellino tipo una finestra con il plexiglass dove le persone possono bussare, ordinano e portano via, cioè da sport insomma. Sì, o portano via o possono andare a consumare direttamente sul nostro terrazzino dove ci sono i tavoli e gli ombrelloni. Giovanna, ci sono alcuni imprenditori che la pensano come te per quanto riguarda la difficoltà di reperire il personale in grado di poter lavorare in azienda, però dicono bisogna anche vedere che tipo di contratto viene offerto alle persone. Voi parlate male del reddito di cittadinanza, però un giovane o una persona che ha oltre 50 anni non può accontentarsi di 4 spiccioli al mese, bisogna proporre dei contratti in linea con quello che è il mercato. E poi ancora dicono, vabbè, però i commercianti in questa fase che cosa hanno fatto? Per recuperare in fretta hanno aumentato il prezzo dei loro prodotti. Allora, ad un certo punto non ti ho sentito, ti ho seguito fino ai contratti. Ai ristoratori, ai contratti, sì. E, okay. poi perché per recuperare in fretta avete, come dire, aumentato un po' il prezzo dei prodotti che ognuno di voi mette in vendita? No, assolutamente, per quanto riguarda la mia attività abbiamo fatto un'altra scelta per rispetto dei soldi che non circolano. Noi non abbiamo aumentato nulla e testimoni sono i nostri clienti che quotidianamente vengono a consumare il caffè, lo yogurt, il gelato, il servizio a tavola è sempre gratuito. Noi non abbiamo aumentato in nessun modo, proprio per facilitare e dare la possibilità anche a chi non può spendere chissà che cosa, almeno un buon caffè. Noi abbiamo utilizzato questa politica, quello di non aumentare nulla. E i nostri clienti sono testimoni. Poi mi parlavi dell'occupazione del contratto perché è andata via l'audio. Sì. Mi senti? Sì, okay. Sì, perfettamente. Dicevo, ma se voi offrite un contratto che non è in linea con quelli che sono... assolutamente. No, assolutamente no. Il nostro contratto sono gli stessi contratti che offriamo prima della pandemia, quindi noi è chiaro che quando cerchiamo personale con un minimo di esperienza, magari c'è il collaboratore ai tavoli, la collaboratrice ai tavoli o il banconista, da noi hanno un ottimo contratto. Tra le altre cose è mio fratello che è consulente del lavoro, quindi mi cura tutto e con soprattutto la premura verso una sorella che insomma faccia bene il suo lavoro, e di conseguenza io oggi ho 3 registrazioni di contratti con poi dichiarazione messaggino che non ce la fanno, mi spiace per la perdita di tempo, quindi nero su bianco di quello che sto dicendo. Quindi Grazie. Nero su bianco. Grazie Giovanna. Rosalba, un'altra storia ci racconti?
Racconto un'altra storia, è con noi Erminio Cicirielli, lui è titolare di un'azienda, un albergo, si chiama Albergo Mafalda. Mi dispiace che purtroppo il tempo non è nostro alleato, c'è stato un po' di pioggia per cui abbiamo dovuto trovare ospitalità in questo bar che ringraziamo, quindi non ti possiamo far vedere le attività all'esterno, ma noi la vediamo benissimo, l'attività del signor Cicirielli, dicevo, da 40 anni a questa attività che andava bene con il proprio pacchetto clienti. Il Covid, lo puoi immaginare, ha fermato tutto. Mi raccontava anche prima un aneddoto che noi consideriamo un aneddoto, ma in realtà dà proprio l'idea di quanto questi imprenditori sono preoccupati. Durante il lockdown tutti siamo ingrassati, il signor Cicirielli ha perso 7 kg. Ebbene, lui ha 3 dipendenti, in cassa integrazione sono rientrati, ma di cassa integrazione non hanno visto nulla, no? Con il rapporto umano che c'è tra noi, che è una gestione familiare da tempo che ci distingue, eccetera, solo il nome della struttura sta a significare il tutto per noi. E abbiamo aiutato come sempre loro perché ci crediamo. Ma in questo momento, diciamo, che possiamo dire? Noi come location abbracciamo una clientela mista, l'autostrada quello che ci è sempre sfornato, la clientela del posto, le province, abbiamo dei nostri piatti cavalli di battaglia, quindi Torano anche valorizzato grazie alla mia struttura che è conosciuto un po' dappertutto. Però ahimè nel corso di tutti questi anni, nonostante una gestione familiare, sempre tutto da tasca nostra, frutto dei nostri pensieri, la nostra professionalità. Se non c'è adesso un po' di aiuto quando ci doveva essere. Quindi lei dice i nostri sacrifici non devono andare perduti perché esatto. Il timore è questo, che si possa chiudere. Sì. Principalmente sacrifici fatti dai nostri genitori per la struttura e noi tutti da piccolini, l'età giovanile, tante cose che ci siamo privati perché crediamo in quello che facciamo tutti i giorni. Non certo il Covid si fa il suo percorso, ma gli altri dovrebbero fare il resto, perché vederti, io rientro ad esempio nella categoria alberghi, ti sei sentito dire che l'acconto dell'IMU non ti veniva fatta pagare, mentre il commercialista sta preparando l'acconto, e la cassa integrazione agli operai, come abbiamo detto prima, se non avevo provveduto io, e questi come mangiavano al giorno? Tutte le spese, sanificazione di climatizzatori, di locali, delle camere, eccetera, adeguamenti, cartellonistica, plexiglass, distanze da tavoli e tavoli, quindi si sono persi posti a sedere, eccetera, senza nessun aiuto. 600 euro sì, ma è umiliante per chi è proprietario, essere classificato 20 euro al giorno, meno di altre cose che non sto a sottolineare, non lo so. Noi, che dire, la proposta, almeno quello che mi viene di cuore di fare, cioè un anno in bianco, sarebbe meglio per tutti i commercianti, che siano piccoli, grandi, eccetera. Io la vedo così, da gennaio, da febbraio, così si riparte, si vede il resto del prosieguo, perché si sta pure un po' vocificando, cambio stagione, ci può essere di nuovo i sintomi del ritorno e cose. Che facciamo? Noi e chiudiamo, non siamo stati aiutati, la gente ancora è fredda e cose, che fai? Quindi secondo me va visto un po' a 360 gradi il problema e di venirci subito incontro. Io ho toccato anche con mano l'aiuto ultimo della regione dei 2.000 euro. Non è snellito niente, è una procedura vera e propria. Ho sostenuto anche delle spese, quindi quando si arriveranno non sono più 2.000 euro, che sono di meno, perché ho sostenuto le spese, che è giusto che sia il commercialista che l'ha fatto per esso. Il click day famoso che è stato prima e non è andato a buon fine. Queste spese li carichiamo solo sul credito d'imposta, ma la cosa bella è io ti do una cosa e tu mi dai l'altra, in modo subito, e come hanno fatto anche nelle altre nazioni, dove l'indotto che gira, la ruota, non si è fermata, hanno avuto soldi accreditati sul proprio conto corrente, perché loro sanno tutto di noi, hanno potuto pagare i fitti, il personale, fornitori, e piano piano non sono in sofferenza come noi. Ecco, quindi io di cuore mi sento dire questo,
nella categoria mia, del posto che mi trovo e di altri, la situazione reale è questa qua. Soprattutto c'è molta freddezza per i clienti. Il messaggio che lancio è di stare tranquilli, sereni, perché noi ci viviamo pure, quindi non ci vogliamo ammalare né noi, figuratevi se vi possiamo arrecare un danno e tutto quanto. Quindi, insomma, doppio messaggio, direttore, ai fruitori di stare tranquilli, sì. Scusami, devo mandare la pubblicità, poi torno da te. Intanto Arcangelo, saluto. Arcangelo, vuoi fare il tuo ultimo break di intervento, poi mando la pubblicità. Sì, volevo salutare tutti, ringraziarli per essere stati insieme a me. Io naturalmente ci risentiamo poi domani con me e volevo solo sottolineare questo, ed emerge prepotentemente da quest'ultima testimonianza. Qui, al di là del credito d'imposta, delle chiacchiere, degli annunci, qui alla gente, agli imprenditori così come ai lavoratori, serve il denaro, cioè lo Stato aveva garantito o lasciato intendere di poter garantire la possibilità di finanziare direttamente, come ha fatto la Germania sul suo territorio, i cittadini, naturalmente non tutti, ma quelli che avevano, come dire, potevano essere finanziati. Non è accaduto, questo è il punto. Gli imprenditori non hanno ricevuto i soldi e quando hanno tentato di averli si sono trovati di fronte a meccanismi burocratici pazzeschi, dovrebbe essere tutto semplice, scontato, automatico. E così non è. Quindi con amarezza vi saluto perché, vi saluto con amarezza, perché concretamente stiamo toccando in queste settimane questo nervo scoperto. Nessuno sta ricevendo i soldi che dovrebbe ricevere. Chi li chiede si trova in grande difficoltà e non va bene assolutamente. Se la gente è stata calma sino adesso, sarà calma per le prossime settimane, quando si arriverà in autunno, ancora in inverno, eccetera, e la situazione sarà peggiore perché riguarderà questa crisi non solo le imprese, ma come ho detto prima e sottolineo, i comuni che non incassano nulla. Se lo Stato non manda soldi ai comuni e i comuni non incassano i tributi, ma come sopravviveranno gli enti pubblici territoriali nostrani? Saranno tutti i comuni in dissesto, quindi attenzione, attenzione, attenzione. Mi auguro davvero in un maggior senso di responsabilità e soprattutto mi auguro che i ministeri competenti siano in grado di snellire queste procedure che abbiamo visto davvero complicate, come confermava peraltro ieri il direttore regionale dell'INPS e come confermava il presidente dei consulenti del lavoro di Catanzaro. Grazie e buon proseguimento. Grazie Arcangelo, mandiamo la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, l'ultima parte della nostra trasmissione, datemi subito per cortesia il collegamento con Rosalba, perché poi vediamo se Rosalba non ha più ospiti o continuo con i nostri Mirabelli e Calderaro. Rosalba, arriva una domanda, e ti prego di girarla ai tuoi ospiti, che è questa. Dice un telespettatore, io capisco che esiste il problema, ma non riesco a comprendere come un'attività in tanti anni, con 2 mesi di fermo, non ha più neanche da mangiare. Dice, secondo me c'è qualcosa che non torna. Va bene, allora giriamo anche subito questa domanda. Intanto ti voglio presentare Massimo Eugiorgio, che è il titolare di un bar. La sua è un'attività nel centro storico di Torano, anche questa un'attività storica, anche questa un'attività familiare. A lui voglio chiedere delle cose e poi faccio la domanda che ci è arrivata in studio. Vogliamo anche per far capire la difficoltà che voi vivete, avete riaperto dopo il lockdown, in termini proprio di percentuale, il fatturato prima del Covid e oggi che avete riaperto, qual è la differenza? Buon pomeriggio, saluto lo studio, la dottoressa è qui presente. Allora, le dico subito, vado direttamente ai numeri. Guardi, noi come attività familiare abbiamo aperto da un paio di giorni perché abbiamo un attimino aspettato per capire anche le linee guida quali erano.
ma le posso dire che dopo una settimana di lavoro già diciamo, i numeri sono il 50% per quanto riguarda sia gli incassi sia l'affluenza. È ovvio che con questi numeri saranno numeri disastrosi, perché se pensiamo a quello che c'era prima, che si lavorava a regime, c'erano anche delle difficoltà. Adesso con questi numeri sinceramente diciamo che si va verso la fine di un percorso di anni di investimento, di anni di sacrifici a livello familiare, investimenti, riaperture con investimenti propri, di tasca propria. Cioè, questo è il dramma che diciamo anche a nome di tanti altri commercianti sul centro storico è questo, vedi proprio la sofferenza, perché poi a un certo orario c'è coprifuoco, non c'è nessuno, la gente non gira, la gente ancora ha questo timore, la paura, però è ovvio che qui bisogna parlare di fatti concreti, senza fare giro di parole, perché sappiamo che la burocrazia non funziona, però è ovvio che se qualcuno vuole aiutarti, e io sta cosa la vedo che non c'è un vero aiuto, perché se uno vuole aiutare una persona sa come aiutarla, perché è la stessa cosa, se io devo pagare una cartella, la cartella sanno dove recapitarla, la stessa cosa potrebbero fare chi vuole aiutare. Sa dove... Quindi lei chiede chiaramente la sburocratizzazione. Le sì, faccio sì, una domanda che ci è arrivata in studio. Noi abbiamo parlato di tante aziende familiari, aziende storiche, quindi sul campo da tanti anni. Ci chiedono com'è possibile che 2 mesi di chiusura abbiano in qualche modo minato l'attività di tanti anni. Vogliono sapere se è possibile che in tanti anni non è possibile in 2 mesi coprire le spese, qual è il problema? La ripartenza, come mai c'è stato questa, non solo il fermo ma la difficoltà di ripartire? Molti di voi hanno parlato addirittura di possibilità di chiusura, lo vogliamo spiegare? Sì, allora guardi, io le dico subito qual è la cosa. Allora, già si veniva da una situazione che non era idilliaca, era una situazione molto, c'è anche la tassazione, il regime era molto alto. Purtroppo si lavorava, quando ti trovi in un percorso vai avanti. È ovvio che tenere chiusa un'attività, per chi non c'è dentro, tenere chiusa un'attività 90 giorni, 70 giorni, vuol dire che sono mancati i guadagni, ma la cosa più brutta ancora, perché non è che si è fermata diciamo, le utenze sono continuate a camminare, cioè non c'è nessuno sgravio a livello anche di tassazione su quello. Poi la ripartenza, sa benissimo, io ho fatto anche dei lavori di ristrutturazione, c'è stato un investimento ulteriore nel locale, non vuol dire, non è una scusante perché uno dice se tu non hai lavorato prima, non avevi i soldi per... No, i soldi ce ne sono, però stare fermo, le faccio un calcolo così, se uno è abituato a guadagnare 5, 6, 7, 10 mila euro al mese, per 3 mesi vuol dire un mancato diciamo, entrate di 30 ad averle, 30 a non averle sono 60, c'è un giro di una cifra che viene a mancare in termini, però oltretutto che ci sono le utenze che continuano ad arrivare, non è che c'è stato qualcuno che abbia bloccato questo. Certo, poi si parte anche da attività familiari con un budget, non cioè con capitali. Tenga importanti. presente che le attività commerciali e familiari sono anche che poi altri in famiglia fanno altri lavori, tante volte cercano poi di metterci anche dei soldi propri per portare avanti, perché sarebbe un'attività storica, bloccarla e richiuderla sarebbe anche una sconfitta personale. Questa è ovvio che si cerca sempre con la speranza che gli arrivano giorni migliori. Questo è ovvio che c'è il rischio. Io ho aspettato proprio questi giorni per poter capire bene le linee guida e capire bene se c'erano realmente, si poteva affrontare questo nuovo percorso. Voi chiedete in sostanza di facilitare il percorso per voi imprenditori, sì. Attraverso quali modalità? In sostanza chiedete, non lo so, di sospendere i tributi, che i finanziamenti previsti arrivino direttamente non attraverso la burocrazia, è questo? Se riusciamo ad eliminare la burocrazia, perché se qualcuno vuole aiutarti sa come aiutarti. È ovvio che poi in questo momento, per quanto riguarda noi, attività commerciale del Paese, diciamo di fronte noi abbiamo le amministrazioni comunali che sono lo Stato in questo momento, che noi possiamo interloquire con loro. È ovvio che noi le richieste le faremo, come abbiamo già presentato una richiesta anche al nostro comune, noi faremo delle richieste ben precise al nostro sindaco, poi il sindaco sarà la persona che in questo momento è lo Stato sul territorio, che ci dirà anche lui quali saranno le loro linee guida. Però è ovvio che se qua i tributi non si trova una soluzione con i tributi, non è che uno dice non voglio pagarli, però se è costretto poi si trova un bivio, che fa? Paga i tributi o paga dà da mangiare alla famiglia? Questi sono gli scenari. È ovvio che
se c'è un aiuto anche con delle rateizzazioni diverse, trovare, va a bastare le aliquote, c'è un qualcosa che poi, queste sono risposte che ci deve dare l'amministrazione che in questo momento diciamo rappresenta lo Stato sul territorio. È ovvio che poi ognuno di noi farà le proprie richieste in merito alle proprie attività locali. Cioè, direttore, mi sembrano anche richieste concrete, no? Agli amministratori. Loro non chiedono di non pagare ma di rateizzare le spese e chiedono di essere ascoltati, perché è giusto, dicono, che le soluzioni arrivino da chi le chiede, con i problemi concreti e reali che noi poniamo. Se non hai domande ti restituisco la linea. Rosalba, tu puoi chiudere allora a questo punto? Non hai altri ospiti tuoi lì? Allora, ti volevo solo far sentire un altro imprenditore allora che abbiamo sentito tra un po' nel arrivo da te. telegiornale e poi... Allora, tra un po' arrivo da te. Bene. Allora, Carmine, come te lo immagini adesso il futuro, cioè da domani in poi? A quali speranze ti aggrappi? No, io non sono proprio pessimista. Se almeno parlando della mia zona, se si riprende questo fatto della superstrada, considerando anche che siamo in estate, la Sila, anche con questo fatto del virus, secondo me avrà più affluenza rispetto al mare. Questa è una mia idea, poi non lo so. Quindi non sono molto pessimista, fermo restando se risolvono sempre il problema della superstrada, dei semafori e dei ponti, perché se continua così siamo alla frutta. Però un po' di speranza c'è, dai. Sì, chiudiamo con una nota positiva. Di natura sono sempre positivo, anche nelle cose più drammatiche. Ti faccio i migliori auguri, in bocca al lupo. Grazie. Giovanna, chiudiamo con un messaggio di speranza, che dici? Beh, io ogni giorno spero che ci sia questo sole che prepotentemente splende anche dietro quella coltre grigia. Quindi la speranza che il governo, no, a parte la brillantina che il signor Conte mostri, ci sia un valido aiuto, e credo che io settembre lo vedo speranzoso, anche se può essere un out-out. O ci sono gli aiuti o molte partite IVA si spegneranno. Noi siamo qui nella speranza che ci sia un aiuto concreto. Da parte nostra c'è tutta la voglia di alzare i gomiti, puntare i talloni e alzarci poi in punta di piedi per poter poi affrontare sempre Ci sono tuoi colleghi che hanno deciso di non riaprire? Sì, mi dicono di sì sul corso, sì. Non hanno avuto la forza di riaprire. Noi lo abbiamo fatto con la speranza di rimanere dopo settembre. Grazie anche a te. Grazie anche a te. Mille. Buon lavoro. Saluto tutti gli ospiti, saluto tutti quanti, gli ospiti, tutti i cosentini che ci sostengono, che vengono qui e ci danno anche una grossa mano di aiuto scegliendo noi, ma faccio un in bocca al lupo a tutti i miei colleghi che sono penalizzati in tutti i settori, per tutti i settori magari meno fortunati di noi come il welding, o i colleghi che diciamo non stanno godendo almeno di questa piccola percentuale che ci fa andare avanti almeno nel quotidiano, ecco. Quindi saluto tutti, da parte mia tutta la solidarietà da una collega lavoratrice tenace e speranzosa. Grazie. Allora andiamo, grazie Giovanna, buon lavoro anche a te. Andiamo da Rosalba, andiamo allora a chiudere, sentiamo quest'altra storia che ci deve raccontare. Sì, direttore, allora siamo con Santo Perri e lui ha un'attività, vende frutta e verdura. Già nel TG ci ha raccontato che, pensate, stamattina ha incassato 25 euro e la dice tutta su come vanno i suoi affari in questo momento. Con lui però voglio ripartire da dove avevamo cominciato. Voi avete depositato una richiesta di incontro al Comune, no? Quali sono le vostre proposte? Perché voi abbiamo raccontato le difficoltà, ma avete anche delle proposte concrete per il tavolo tecnico. Di tutela, di comunque vedere un attimino come
ripartire in maniera adeguata senza avere, ad esempio, io sto buttando via roba, cioè io stasera dovrei andare a caricare, ma ho paura nel caricare perché non so se domani venderò questa roba e siccome è un bene che si deteriora, io non posso spendere e buttare via i soldi così, quindi si ha paura anche nell'acquisto della merce, perché se la gente non compra, è arrivata a non comprare neanche il mangiare perché ci hanno difficoltà di liquidità, perché vedo l'anzianotta che viene e ti chiede un chilo di mele, quanto costa, magari supera l'1,50 € e quindi ti dice è caro, perché le disponibilità economiche sono quelle. Non ci dimentichiamo che Torano è stata zona rossa, ok? E non è stata tutelata per niente, cioè tutela zero. Ma voi avete aumentato anche i prezzi di frutta e verdura? Allora, noi purtroppo ci teniamo al mercato. Ovviamente se il mercato ti dà il pomodoro a 2,50 €, se lo vuoi è così, se no fatti una piantagione, è normale che lo devi acquistare per dare la possibilità di mangiare. C'è stato un periodo tra Pasqua, mi sembra, che i prezzi erano aumentati. Però o compri o se no chiudi. Cioè o dai il servizio, quel minimo comunque lo dai, ovviamente si è lavorato male, si è lavorato veramente male, non posso dire di non aver lavorato, ho lavorato ma si è lavorato male, mezza giornata aperto perché il resto i mercati sono ancora sotto controllo, non si può fare assemblamento, mascherina, bisogna aspettare 3 alla volta, 4 alla volta, aspettare di farla, cioè è stressante, si è veramente stanchi. In più quando non hai neanche il piacere di dire sì, mi sono messo a disposizione per la comunità, per il paesino dove mi ospita con la mia frutta e verdura e alla fine vieni batostato dalla mattina alla sera con preoccupazione devi pagare un arretrato, con preoccupazione che devi pagare già quello che finirà. Il commercialista stamattina mi ha detto se puoi pagare qualcosa inizia a pagarla, perché sennò poi ti arriva tutta una mazzata. Si è preoccupato, certo. si è preoccupati. Purtroppo su queste parole ci fermiamo perché è emersa, è il filo conduttore di tutte le storie e la preoccupazione, la paura di non farcela a ripartire. Ti restituisco la linea. A Francesco per l'ottimo lavoro che avete svolto oggi, ci avete dato uno spaccato di una realtà che si coglie pienamente dalle parole, alcune volte anche sopra le righe di disperazione delle persone che con impegno, con sacrificio cercano di rimettere in piedi le proprie aziende. Tutti insieme, noi abbiamo ricevuto tantissimi messaggi pro e contro gli imprenditori che avete sentito, ma tutti però molto attenti a ciò che avviene alle nostre latitudini. Siamo una regione povera, già gravata da 1000 problemi ieri, immaginate adesso con questo tsunami che ha colpito l'intero paese. Dobbiamo mettere in campo ogni sforzo per recuperare. Certo ci vuole l'aiuto delle istituzioni perché da soli non si va da nessuna parte, ma stare tutti uniti e guardare con un pizzico di fiducia in più, anche se è difficile parlare di fiducia e di speranza a chi non ha un euro in tasca per comprare da mangiare alla propria famiglia, però le cose potrebbero migliorare, devono migliorare. Ecco, partiamo da questa convinzione, con questa forza, con questa determinazione, con questa voglia di dire vabbè, ce la dobbiamo fare. Noi ci vediamo domani, sempre alla stessa ora, dopo il TG. Adesso vi lascio con Filippo Veltri. Arrivederci. Non stiamo a discutere il valore dell'iniziativa in sé, non stiamo neanche a discutere il valore del cosiddetto piano Colau di cui abbiamo già avuto modo di parlare. L'iniziativa che parte nel fine settimana ha un significato molto chiaro. Il punto è che con 2 Italie non si riparte, questo è il concetto di fondo che bisogna tornare a ribadire, che sia il libro dei sogni di Colau, sia la macchina del fare che sembra si sia messa in moto da parte del governo, segnalano però un punto di snodo e di grande delicatezza che noi meridionali e noi calabresi non possiamo assolutamente
trascurare. Se gli stati generali dell'economia vogliono infatti avere una possibilità di successo seppur minima, devono fare l'esatto contrario di quello che c'è scritto nel piano che è stato consegnato dal noto manager calabro-londinese Vittorio Colao. Noi non stiamo qui a discutere la qualità tecnica e anche la ricchezza di approfondimento che Colao e tutti quelli che sono stati nominati da Conte hanno messo in piedi, ma vogliamo essere più chiari. Non è quindi in discussione l'esercitazione economica e l'esercitazione intellettuale di costoro. Abbiamo però il dovere di segnalare che anche questo esercizio non va a toccare il nodo di fondo che noi abbiamo in Italia ancor prima del Covid e che il Covid sta accentuando in questi mesi, in queste settimane, in questi giorni, in queste ore, e cioè che nessun progetto è valido per fare ripartire il Paese se non ha come sua priorità la riunificazione infrastrutturale e immateriale del nord con il sud del Paese. Già c'erano delle enormi discrepanze, come arci noto, nella situazione italiana, che sono più accentuate ora. Le risorse europee non sono risorse, va ribadita, a fondo perduto o in assenza di progetti. Ci vogliono progetti che siano riconoscibili e questi non possono che essere quelli che partono per risolvere questo enorme gap infrastrutturale e ci servono scadenze precise. Questo è il punto di fondo che noi abbiamo oggi in Italia, questo è il punto di fondo della esistenza di due Italie e senza sanare il problema delle due Italie, lo ribadisco per l'ennesima volta, non si riparte. Chissà terra brucia come usule ad agosto, la mi fare diventare niente fumo e tutto arrosto. E quando guardo il cielo, è il cielo più bello che c'è, che quando ti risbigli dici è me. Ci supposti che su pugni, altri posti su carezze, certe volte su mugugni, altri volte su bellezze. Dico che terra mia con una virgola si cangiasse, perciò chi ne ci ha messo punto con una gomma ci passasse. Ero cancellassa, chissà terra nostra, balla tarantella, si piglia chitarra e suona calavicella. Chissà terra nostra, fa l'amore con mare, si stenna a spiaggia e s'asciuttare il sole. Chissà terra nostra, è verde come speranza, quanta gente ti sparla e poi ci viene a vacanza. Chissà terra nostra, è sostanza e cultura, chissà terra nostra, è senza paura. Il giornale parla tante volte cose brutte di una terra abbandonata e di anime distrutte, eppure c'è gente buona che con mattapeti fa sta meglio, che son chiova almeno giorna che ti dice io ti dugno e non ti pigli. Chissà terra nostra, balla tarantella, si piglia chitarra e suona calavicella. Chissà terra nostra, fa l'amore con mare, si stenna a spiaggia e s'asciutta lo sole. Chissà terra nostra, è verde come speranza, quanta gente ne sparra e poi ci viene a vacanza. Chissà terra nostra, è sostanza e cultura, chissà terra nostra, è senza paura. Sera in su di pini, a ciopè a tifo bagno, scendi su tari bronzi, saglie e vidi l'arco magno, a Ruionio le castella, un vale a 1000 cartoline, che
chissà terre petali rosa e nessuno ci va più e spine, ci va più e spine. Chitarra e suona calavisella, chissà terra nostra fa l'amore in mare, o si stenna la spiaggia e s'asciutta lo sole, chissà terra nostra è verde come speranza, quanta gente mi sparra e poi ci viene in vacanza, e quando guardo il cielo è il più bello che c'è, ma quando ti risvegli dici è me.